insomma, perché questo passo indietro? Assolutamente no, non è un passo indietro, è un attestato comunque di serietà nelle cose che ho sempre cercato di fare nella vita. L'Academy col Cagliari Calcio mi assorbe molto tempo e gli impegni rispetto a prima si sono moltiplicati, per cui per poter portare avanti con serietà un progetto come quello che è stato valutato dai vertici, voglio dire, della Nazionale Sarda, occorre chiaramente destinare molto tempo e questo tempo chiaramente io in questo momento, visto come ho detto prima gli impegni che mi legano fortemente al movimento dell'Academy, che peraltro è legato chiaramente a tutto il territorio sardo, non mi consentono di seguire con la giusta serietà e quindi è corretto lasciare a chi chiaramente ha più possibilità in questo momento di me di seguire un progetto che io comunque continuo a definire importante, soprattutto sotto l'aspetto culturale. Ma lascio un'eredità che è quella della base, cioè partire è sempre molto difficile. Noi siamo riusciti a partire, ripeto, con due manifestazioni molto belle e anche con altre, ripeto, non solo legate al calcio, che hanno permesso a questa nazionale di avere una base, di cominciare ad avere delle radici su cui adesso deve nascere la pianta e speriamo, visti anche i colori, sia sempre verde. Non c'è stata sconfitta, noi con la corsa che abbiamo fatto pari e adesso c'è la partita di ritorno, quindi se si andasse a pareggio ci saranno supplementari e poi ci sarà una bella eventualmente. L'andata finì 1-1 perché l'epilogo dei rigori fu semplicemente per consegnare un trofeo che però è nell'ambito delle due partite, pertanto il risultato fu 1-1 e adesso vediamo cosa riuscirà a fare la Sardegna al ritorno. E sarà dura, non è semplice perché la Corsica è una regione molto ben organizzata, hanno dei valori molto radicati, per cui e peraltro anche loro hanno dei calciatori di grande spessore, per cui insomma sarà una bella partita e mi auguro che chiaramente a vincere sia la Sardegna, come in tutte le cose che noi facciamo, ci auguriamo che siano i sardi ad emergere, insomma poi la cosa importante è che sia una bella partita e il rispetto che sotto l'aspetto culturale dia sempre a tutti noi la possibilità di godere di calcio ed altro.